Domenica si celebra la seconda giornata mondiale dei poveri. Il Papa suggerisce 3 atteggiamenti: ascoltare, rispondere, liberare. Le comunità invitate a condividere la preghiera ed il pranzo. Ha riaperto i battenti il guardaroba cittadino a Chiavari. Rinnovato e ristrutturato, mira a offrire un servizio attento e rispettoso per ridare dignità alle persone in difficoltà. Portofino sarà bella come e più di prima, a dirlo il vescovo in una lettera scritta per la festa di San Martino celebrata nel borgo, a leggerla al parroco durante la messa del mattino. Squadra di sacerdoti per le parrocchie di Aveggio, Certeno e Liero Maggio in Val Fontana Buona. Prete Rinaldo sarà amministratore parrocchiale, sarà aiutato da altri 3 sacerdoti per le messe ed il catechismo. Sono iniziate le attività dell'oratorio invernale di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante. Aperto tutti i giorni, escluso il giovedì, è gestito grazie ad un gruppo di giovani educatori e adulti della parrocchia. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Questa settimana iniziamo in realtà occupandoci di un'iniziativa che coinvolge tutta la Chiesa universale, perché domenica prossima si celebra la seconda giornata mondiale dei poveri. Una giornata istituita e voluta da Papa Francesco come momento privilegiato, come occasione dunque per incontrare diverse situazioni di emarginazione e di sofferenza. Il Papa invita a celebrare questa giornata nella gioia, la gioia per la ritrovata capacità di stare insieme. E allora riprendiamo alcuni dei passaggi del messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale dei poveri nell'intervista realizzata da Cristina Oneto. Per la seconda giornata mondiale del povero, qual è la sollecitazione che arriva dal messaggio di Papa Francesco? Ecco, Papa Francesco ci invita ad assumere anche noi un po' l'atteggiamento vissuto dal Signore, il quale ascolta il grido del povero, risponde e lo libera. Ed è bello allora pensare un pochettino anche per noi cosa voglia dire essere capaci oggi di ascoltare il grido delle persone che incontriamo, cosa vuol dire rispondervi, e cosa poter modificare per dare novità di vita. Qui è interessante perché il Papa Francesco ci suggerisce, se l'anno scorso era lo stare vicino, stare accanto, guardare il volto, quest'anno ci invita a fare un passo ulteriore, e cioè a recuperare la comunità come quel sacramento, quel segno che rende visibile e sensibile al povero la vicinanza di Dio, e rende sensibile e visibile alla comunità la vicinanza di Dio attraverso il povero. Per cui il povero diventa sacramento, diventa segno della presenza, e la comunità cristiana è invitata ad essere il segno di quanto Dio sia tenero nei confronti del povero. Per questo impegna e suggerisce almeno 2 indicazioni molto belle. Una la riprenda dall'esperienza dell'anno scorso, e il Papa invita a fare il pranzo non tanto per i poveri, ma un pranzo che condivide la domenica con il povero. E la seconda indicazione nuova questa è di pregare non soltanto per i poveri, ma pregare secondo la preghiera del povero, che condividendo perciò pasto e preghiera, che poi è la condivisione che troviamo nella prima esperienza della Chiesa in Atti 42. Erano assidui alla preghiera, erano assidui alla frazione del pane, erano assidui all'ascolto, erano assidui alla condivisione. Il Papa invita quindi ad instaurare una relazione, però a volte c'è il rischio che magari in questa relazione prevalga quello che può essere la nostra esigenza anziché quella del povero. Certo, è una sottolineatura che il Papa fa, invita la comunità cristiana intanto di entrare in collaborazione con tante altre realtà che pure svolgono servizio, con una qualità, una densità propria, e dall'altra parte dice che proprio perché la comunità è sacramento, cioè segno, il primato va dato al Dio e al povero, cioè non si usa l'attenzione al povero per in qualche maniera presentare se stessi, ma noi scompariamo, diventiamo capaci di far emergere il primato che è quello di Dio e quello del povero.
In diocesi ci sono alcune realtà come il guardaroba cittadino, come il dormitorio diocesano, che già danno un'accoglienza, diciamo così, un ascolto quotidiano a queste situazioni. Il fatto di celebrare una giornata rinvigorisce in queste opere? Certo, ed è bello che queste opere si aprano anche a questi suggerimenti nuovi del Papa, perché abbiamo sì il guardaroba, abbiamo i volontari che operano nel dormitorio cittadino di Casa Abruzzone assieme al Villaggio del Ragazzo, ci sono i centri di ascolto diffusi anche in tutta la diocesi, tante altre realtà, ed è bello che in queste realtà sempre di più si maturi l'atteggiamento non solo dell'atteggiamento di servizio, di aiuto, ma quello di incontro, di guardarsi nel volto, la capacità di condividere storie e accompagnarsi, perché l'accompagnarsi, o stare vicino, è più importante del semplice aiuto. Sono innumerevoli le iniziative caritative che si articolano nei vari ambiti della diocesi di Chiavari. Il prossimo sabato 24 novembre ci sarà la colletta alimentare che coinvolgerà tutto il nostro territorio e sono diversi i luoghi, come abbiamo sentito nell'intervista, in cui è possibile trovare accoglienza e, perché no, offrire un po' del proprio tempo per incontrare chi ha più bisogno. Uno di questi è il guardaroba cittadino di Chiavari, che ha riaperto recentemente nei locali che si trovano ai piedi del santuario di Sant'Antonio, locali che sono stati recentemente appunto riallestiti e risistemati. Gli orari per il ritiro degli indumenti sono quelli consueti, l'apertura al pubblico è il lunedì e il giovedì. Per conferire gli indumenti, sempre in buono stato, è possibile recarsi al guardaroba il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18. Vediamo insieme questo servizio. Il guardaroba cittadino di Chiavari concretizza una precisa opera di misericordia corporale. Nel corso di 15 anni l'esperienza chiavarese è cresciuta e maturata, favorendo la collaborazione tra le parrocchie cittadine e osservando la progressiva crescita morale e materiale delle persone assistite. La struttura nel corso dell'estate è stata ripulita e rinnovata. La raccolta degli abbigliamenti, tutto quanto sono gli indumenti, avviene un giorno, al giovedì pomeriggio, dalle 4 alle 6. I cittadini, tutte le persone, diciamo, generose, possono portare i loro indumenti in buono stato, possibilmente puliti e in ordine, se non stirati, non rotti, tutt'altro, e noi così li suddividiamo in secondo taglia, secondo maschi, femmine, bambini, nel nostro nuovo, diciamo, guardaroba con nuovi scaffali, tutto quanto. Il lunedì è dedicato agli italiani di pomeriggio dalle 4 alle 6, previa una scheda che devono aver compilato presso il centro d'ascolto della Caritas. Il giovedì invece hanno accesso gli stranieri dalle 9 alle 12, anch'essi con la loro scheda. Poi il numero dei capi che vengono distribuiti sono sempre un certo numero ogni mese, possono accedere un 4-5 capi per persona. Secondo poi verranno segnati sulla scheda in modo da avere un controllo e suddividerlo tra tutte le persone bisognose, logicamente. Il servizio è svolto da un gruppo di volontari che tuttavia necessitano anche di nuove forze. Tutte le persone di buona volontà, diciamo, con spirito di generosità e di un modo di accostarsi a questi nostri, diciamo, clienti che non sono clienti, però con rispetto, no? E pazienza. Allora, abbiamo bisogno anche di uomini, perché siamo donne, a volte abbiamo cose anche pesanti, scatoloni da muovere, eccetera. Anche giovani, se c'è qualche giovane volenteroso, benissimo, siamo qui ad aspettarlo. Rispetto, attenzione verso queste persone, anche insegnamento, a essere anche rispettosi verso se stessi, di tenersi in ordine, puliti, cioè noi cerchiamo di dare sempre capi in buono stato proprio perché loro stessi capiscono che noi rispettiamo, ma si devono rispettare anche loro, non si devono lasciare andare perché anche un povero ha la sua dignità
deve difenderla. Ci siamo lasciati alle spalle da pochi giorni la memoria liturgica di San Martino, un santo particolarmente caro alla comunità parrocchiale di Portofino, che lo venera come santo titolare della chiesa parrocchiale. Portofino, lo sapete, è duramente colpita proprio pochi giorni fa, poche settimane fa, dalla devastante mareggiata che l'ha di fatto isolata. Portofino ad oggi si può raggiungere solo via mare oppure attraverso i sentieri del monte. Ebbene, è stata l'occasione, quella della festa patronale, per ritrovarsi assieme, per celebrare la Santa Messa, per condividere le gioie e le difficoltà del momento e per ascoltare il messaggio che Monsignor Alberto Tanasini ha voluto inviare agli abitanti di Portofino proprio in questa occasione. Vediamo. Sono certo che presto Portofino sarà bella come e più di prima, e quanto accaduto sarà solo un ricordo per gli annali della sua storia. Sono le parole del vescovo contenute in una lettera rivolta ai portofinesi riuniti per San Martino e lette dal parroco durante la messa. Monsignor Tanasini spiega di non poter essere presente quest'anno alla festa, celebrata dopo i drammatici eventi meteorologici che hanno sfregiato il paese e ferito la comunità. In poche righe ha voluto però condividere il dolore dei portofinesi e, scrive, anche la vostra speranza, che ha già messo in movimento le attività necessarie a riparare i danni e a dare nuovo slancio alla vita del borgo. Prego San Martino con voi, santo della generosità e della condivisione, non trascurerà di accompagnarvi sulla via della ripresa. San Martino, ha spiegato il parroco nell'omelia, richiama il contenuto centrale del cristianesimo, da una parte attraversato dal fascino del pensiero, dall'altra dalla forza dei gesti concreti, la carità. Il cristianesimo è affascinante quando viene approfondito in tutte le sue potenzialità, ma contemporaneamente il cristianesimo imprime nella nostra libertà una forza che si rende gesto concreto. È inscindibile la bellezza della fede dalla forza del gesto, di una fede appunto matura e consapevole. Ed è quello che in questo tempo hanno vissuto, immagino, molti portofinesi. Gesti concreti, gesti segnati quasi dalla invisibilità, aiuti concreti che avvengono non nella forma dell'ostentazione, ma nella forma della presenza discreta, della presenza attenta e precisa. Vorrei quindi rileggere anche le festività di San Martino all'insegna di questo fatto. Appunto un gesto, quello della fede, che si traduce in una concretezza attenta. È quello che ha fatto San Martino, l'immagine più eclatante della sua vita, il dono del mantello, parte del suo mantello a un povero. Gesti concreti, mani concrete. Il cristianesimo è segnato, ci dice San Martino, anche da una certa manualità. E anche qui a Portofino in questi giorni, devo dire, molti portofinesi si sono dedicati, prodigati gli uni per gli altri, anche superando magari alcune barriere culturali, vorrei dire politiche, e hanno saputo davvero intervenire con tatto, discrezione e tanto affetto in situazioni concrete che meritavano un aiuto immediato. Perché per voi è importante venire alla celebrazione di San Martino, che è il titolare della vostra chiesa, anche in questi giorni di difficoltà? Noi è importantissimo. Questo giorno per noi è un giorno da ricordare come tutti gli anni. Quest'anno ancora di più per tutte le calamità che abbiamo avuto. E ci affidiamo alla sua protezione. San Martino per noi è il santo della carità. E non carità fatta di parole, ma fatta di atti concreti. E cerchiamo di apprendere da lui questa testimonianza anche per noi nella vita quotidiana, nelle piccole cose che ogni giorno affrontiamo, sia buone o meno buone. In questi giorni ci sono stati tanti atti di carità e di aiuto concreto, quindi si può dire che questo esempio di San Martino lo avete poi portato avanti tutti i giorni? Sì, è stato un esempio molto concreto per noi, abbiamo cercato di aiutarci a vicenda gli uni con gli altri, nelle piccole e nelle grandi cose, in ciò che noi possiamo renderci utili al prossimo.
Portofino è vitale in questi giorni, secondo lei? Un po' di vitalità c'è ancora, nonostante tutti i drammi, tutte le calamità che abbiamo avuto in questi giorni, molto molto gravi. Lei come si sente passeggiando per il borgo? Ma io mi sento portofinese come tutti gli altri e sono fiera di essere portofinese. E ora torniamo ad occuparci delle parrocchie del nostro territorio. La scorsa settimana vi abbiamo mostrato le immagini e le interviste che abbiamo realizzato in occasione dell'ingresso di Don Daniele Beronio a Borzonasca e a Levaggi. Dopo la sua partenza dalle 3 comunità di Aveggio, Certenoli e Romaggi è stata individuata una modalità nuova per seguire queste 3 comunità. Sarà in azione una squadra di sacerdoti che si occuperanno del catechismo, della celebrazione della messa e delle persone ammalate. L'amministratore parrocchiale sarà prete Rinaldo Rocca. Ascoltiamo questa intervista. Don Daniele è passato in Valle Sturla con le parrocchie di Borzonasca e Levaggi. Come è stata riorganizzata l'attività, la responsabilità delle parrocchie che prima aveva, ovvero Aveggio, Certenoli e Romaggi? Sì, siamo inevitabilmente un po' in fatica a coprire tutte le comunità parrocchiali, cioè a dare servizio, e quindi è stata inventata una soluzione inedita, molto interessante, bella e di comunione. Amministratore parrocchiale nel senso di responsabile a tutti gli effetti, legale rappresentante delle comunità, il vescovo ha nominato me per appunto soprattutto la parte amministrativa, ma non solo. Celebrerò almeno 2 messe tutte le domeniche a Romaggi e a Certenoli, e la parte pastorale, diciamo più propriamente, sarà fatta dagli altri preti del vicariato della Fontana Buona. Chi sono questi che porteranno avanti l'attività anche con i ragazzi, il catechismo e quant'altro? Sì, in particolare il catechismo sarà, è già, perché hanno già iniziato sabato scorso, curato da Don Marco Gattorna e Don Gabriel, e seguiranno appunto ragazzi, diciamo età scuola primaria, scuola secondaria e giovani possibilmente. Don Guido Perazzo collaborerà in particolare per la messa a Calvary al sabato sera, ci alterneremo io e lui, e poi ci sarà tutto il servizio pastorale agli ammalati, agli anziani, diciamo soprattutto su segnalazione, comunque a visitare le famiglie con gli ammalati sarà importante farlo, e tutto il resto vedremo di volta in volta chi ha minori impegni per poter rispondere. Però la certezza bella di questa cosa è che diciamo non è il parroco che fa tutto da solo, ma più preti insieme che rispondono, e sono convinto che risponderemo ottimamente alle necessità pastorali di queste 3 comunità. Ci sarà anche l'aiuto di un altro sacerdote non incardinato nella nostra diocesi, ma che sarà presente in queste comunità. Sì, purtroppo io ad Aveggio non posso andare a celebrare tutte le domeniche straordinariamente, in qualche occasione sicuramente andrò. Ci andrà abitualmente, anzi ha iniziato queste 2 domeniche passate, Don Cristiano, e farà il servizio liturgico lui in prima persona. Un segnale bello di comunità, di un modo di portare avanti anche le relazioni tra le diverse parti della Fontana Buona del territorio. Sì, in questi giorni tra l'altro abbiamo diffuso nelle comunità parrocchiali, possibilmente in tutte le famiglie, un invito per la formazione del consiglio pastorale d'ambito. Mentre le parrocchie hanno già il consiglio per gli affari economici, questo sarà di 2 ambiti, da Cicagna in giù e da Serra in su, da Moconesi. È un'occasione bella e preziosa di corresponsabilità dei laici, perché in questo momento sicuramente deve crescere la possibilità per loro di farsi non solo responsabili, ma partecipi di quello che è la costruzione continua e incessante della vita di comunità e di comunità che camminano insieme.
Ha riaperto i battenti l'oratorio invernale della parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante. L'oratorio adesso è aperto tutti i pomeriggi, eccezione fatta per il giovedì pomeriggio, a partire dalle 15 e fino alle 18. Il lunedì è dedicato alla formazione e alla manualità. Il martedì ai compiti insieme, il mercoledì al teatro, il venerdì al corso di chitarra e ai compiti e poi il sabato dopo il catechismo c'è il tempo per il gioco. L'oratorio dunque è un'occasione aperta a tutti, è un modo per stare insieme, per divertirsi imparando, ed è particolare anche il tipo di gestione a cui è affidato l'oratorio, perché i ragazzi sono seguiti da un gruppo di giovani animatori e da alcuni adulti volontari della parrocchia. Siamo stati al pomeriggio che ha segnato l'inizio delle attività di quest'anno, vediamo insieme il nostro servizio. Parte l'oratorio a San Bartolomeo della Ginestra, quali sono le novità di quest'anno? Sì, parte l'oratorio invernale e le novità sono tutti i giorni, escluso il giovedì, tutti i giorni ci sono delle attività per i ragazzi. Quali sono? Allora, lunedì le attività della formazione, della crescita, della manualità e della preghiera insieme. Il martedì i compiti insieme, il mercoledì il teatro, il venerdì corso di chitarra e compiti e il sabato dopo catechismo il divertimento, il gioco. Gli orari quali sono? Tutti i giorni facciamo dalle 15 in poi fino alle ore 18. Ma chi li segue questi ragazzi? Ci sono degli animatori giovani che adesso li presenteremo, degli adulti e insieme un mix di adulti e giovani. Tommaso, tu segui sabato pomeriggio dopo il catechismo, i ragazzi con te cosa faranno? I ragazzi con me dopo il catechismo si vedono tutti insieme e giocano, cioè ci sono dei momenti di preghiera, dei momenti di svago, quindi gioco, e compresi tra la merenda. Il sabato si svolgono alcuni giochi come per esempio lancia rossa o stregone e i bambini si divertono dopo un'ora di solito di catechismo dove hanno pregato tutti insieme. Il mercoledì tocca il teatro, che cosa si fa? Allora, si fa dalle 4:30 alle 6 teatro e quest'anno cercheremo di trasmettere emozioni ai bambini facendoli fare appunto cose nuove e nuove esperienze, e alla fine dell'anno ci sarà come sempre la recita e faremo scegliere il tema anche un po' ai bambini quest'anno. Per voi animatori la scelta di venire a dare una mano qui che cosa rappresenta? È anche uno spazio che va ricercato tra tanti impegni? Allora, un po' di tempo si trova sempre, diciamo, tra tanti impegni, e è sicuramente bello stare qua perché ti senti molto in famiglia. Qui all'oratorio durante la settimana che corso seguirai? Teatro, però ci sono vari giorni che si fanno i compiti o oratorio normale. Perché ti piace teatro? Perché tramite lo spettacolo che faremo durante l'anno riesco a trasmettere le mie emozioni. Sei contenta di venire all'oratorio anche con altri ragazzi? Sì, grazie a questo oratorio ho conosciuto una delle mie migliori amiche che siamo molto unite adesso. Anche tu sceglierai teatro? Sì. Come mai? Perché poi ci sono le mie amiche e perché ho sempre avuto questo posticino nel teatro, dai. Verrai anche altri giorni qui in oratorio? Penso di sì, perché poi oltre la scuola che poi abbiamo gli esami, vedo un po'. L'oratorio è un bel luogo anche per ritrovarsi. Sì, ovviamente, ci fai tante amicizie ogni giorno. Gli altri anni sei già venuta? Sì, ovviamente, mi hanno sempre teletrasportato loro, quindi. Che cosa hai provato oggi? Abbiamo provato in questo laboratorio come si può fare musica e lo faremo anche nei laboratori che saranno una volta alla settimana, il venerdì, qua nella parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra e basta. Ti piace questo settore della musica? Lo seguirai? Sì, è molto bello perché ci fanno sperimentare molte cose. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.